In occasione delle giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo, la delegazione FAI di Sassari curerà le visite all'Istituto delle Figlie di Maria in via Muroni, un'istituzione benefica ottocentesca dedita all'educazione degli orfani e per questo molto cara da sempre ai sassaresi. Quest'anno siamo nell'Istituto Figlie di Maria. L'Istituto Figlie di Maria è una fondazione, oggi si chiama così, che il FAI quest'anno ha deciso di aprire per la sua importanza nel cuore della città. Nacque da un'iniziativa caritatevole nei primi dell'Ottocento per opera del marchese Don Vittorio Piro Boil, che raccolse alcune orfane. Nel corso, di un secolo, la istituzione ebbe tanto successo, oggi si direbbe successo, che venne necessariamente ampliata e si arrivò alla decisione di stabilire la sede in questo importante complesso che oggi vediamo in via Muroni. Allora era in aperta campagna quasi. Era la casa della missione dove visse padre Manzella e dove è veramente avvenuto il miracolo. Oggi si tratta di vedere un complesso molto importante dal punto di vista architettonico. C'è una bellissima facciata che dà appunto su via Muroni, che è frutto dell'accorpamento di 3 fasi di costruzione, e inoltre l'interno dove si svolge il nostro itinerario, composto da bellissimi corridoi di tipo ottocentesco e ambienti molto eleganti, compresa la cappella e il teatrino, che hanno delle dimensioni assolutamente grandi, non certo sospettabili dal di fuori. Il FAI ha deciso di riaprire questo complesso proprio perché lo riteniamo un patrimonio molto importante per la città, sia dal punto di vista oggi dell'educazione e anche dal punto di vista, come è stato in passato, sociale, sia dal punto di vista della sua importanza architettonica e culturale. E siamo molto fieri di poterlo fare con la collaborazione delle suore le pie sorelle educatrici che oggi presiedono alla sua conduzione e naturalmente della presidenza della fondazione, che ringraziamo calorosamente. È stato molto importante, come lo è sempre per il FAI, l'apporto degli istituti cittadini che ci supportano con l'opera degli apprendisti ciceroni. Infatti il Fondo Ambiente Italiano ha anche molto a cuore l'aspetto educativo di questa azione di tutela, per cui tutti gli anni forniamo a un certo numero di istituti che si alternano il materiale necessario per poter far sì che i ragazzi facciano da guide ai gruppi di visitatori. È molto importante far notare anche che per portare a buon fine quest'opera di salvaguardia e tutela del patrimonio, il FAI si appoggia solamente sulla collaborazione e la stima dei propri iscritti e appunto sulle iscrizioni, che sono quelle che ci permettono di restaurare e gestire dei beni molto importanti, perché in Sardegna non dimentichiamoci che ci sono anche 2 beni molto importanti. Le batterie Talmone a Palau, un bellissimo posto molto suggestivo, le antiche fortificazioni sabaude sul mare, e le saline Conti Vecchi a Cagliari, uno splendido complesso industriale che peraltro è ancora funzionante e che meritano tutto il supporto del nostro pubblico. Anche per questo, durante queste giornate richiediamo ai visitatori un contributo veramente minimo per poter partecipare a questa iniziativa e compiere tutto il percorso. Naturalmente ci auguriamo che tutti i nostri concittadini ci diano sempre questo apporto così generoso anche di simpatia e di stima, e li aspettiamo sabato 23 e domenica 24 numerosi alla nostra iniziativa. Grazie. L'istituto sarà aperto al pubblico sabato dalle 10:30 alle 18:30 e domenica dalle 9:30 alle 17:30.
Gli apprendisti ciceroni saranno gli alunni dei licei Spano, Marconi, Azzuni, Figari, del Convitto Nazionale Canopolino, dell'Istituto di Istruzione Superiore De Villa e dell'Istituto Tecnico Industriale Angioi.